nel settembre 2013, ho rilevato l'attività del mio ex titolare e ho aperto questo negozio di ottica in un momento in cui tutto sembrava grigio attorno. Ho scelto di crederci e ho, diciamo così, creato questo marchio, Contrasto appunto, per differenziarmi da tutte le altre realtà. Contrasto infatti vuole dar valore maggiore alla persona, dicendo proprio che siamo tutti diversi, ognuno è unico e è giusto che metta in risalto se stesso. Il valore aggiunto di Contrasto sta nel fatto che tutto ciò che firma è fatto in Italia. Il Made in Italy per me ha ancora un valore grandissimo e credo lo abbia comunque per molti lavoratori di questo paese. La persona, l'utente finale che va a acquistare un contrasto è sicuro al 100%, perché io stessa l'ho verificato visitando direttamente le aziende e scegliendo personalmente i prodotti, che l'occhiale sia interamente fatto in Italia. Abbiamo realizzato delle iniziative, degli eventi insieme ad altre realtà della zona proprio per creare una collaborazione attraverso realtà differenti. L'evento che ho realizzato assieme a Ricci Capricci, uno studio di parrucchiere di Pieve di Soligo ed estetica Giada, sempre di Pieve di Soligo, un paese qui vicino, ha avuto un successo grandissimo. Siamo partite un po' nel voler creare questa cosa assieme proprio per mettere a frutto le nostre conoscenze nel settore dell'occhiale, che comunque ormai è diventato un vero e proprio accessorio, e nel settore della moda e dell'estetica, per far sì di creare un evento diverso che avesse come protagonista proprio i nostri clienti. L'evento si chiama Guardami e ha avuto un risultato molto positivo, vedendo 150-200 persone partecipare all'evento, e ha creato proprio una sorta di nuovo movimento all'interno delle nostre realtà. Sicuramente è il primo di una lunga serie.